E come spazi a rubriche settimanali di Novis dal Mondo. L'appuntamento di queste settimane alle due dedicata all'Argentina, la Sociedad Furlana di Buenos Aires e ha screato il progetto in riguardo di Giuseppe Bragato, più conosciuto per José Bragato, che emigrò dal Friuli in Sud America, diventando famoso via Palmon per la musica argentina e paraguayane. Bragato alle muart a passe 100 anni di età in tal 2017 e la Sociedad Friulana di Buenos Aires ha celebra il suo riquart e massime la sua musica. E a son propiti furlans di là dall'Oceania, contanus cemut che si davorzerà che sproiet. Alle partite il progetto Bragato dal Fogolar Furlan Buenos Aires. Il musicista udinese José Bragato era immigrato dal 1928 e ha lasciato la sua olme furlane di musiche classiche, anche solista dal Teatri Colón e sul tango. Biel suonante il violoncello e facendo il arrangiamento di Piazzolla e infri i più importanti musicisti di Argentina. Una dei suoi figli, Elsa Bragato, e porta in avanti le attività di diffusione delle sue opere, anche violoncellista e preziato compositore. Col patrocinio dall'Ente Friuli del Mondo è venuto un CD con le sue opere per piano e violoncello che sono stati registrati a Cagliari dal duo perfetto, Clorinda Perfetto e Robert Witt. Il CD è anche in gare per chiappare il premio più importante di musica argentina, il Carlos Gardel, per sue musiche in due categorie, classiche e strumentali, Fusion World Music e per il disegno di coperte fatte di Ediciones Friulana Buenos Aires. Il prossimo schialin è stampato il libro I Bragato di musiche argentine, che ha scritto per italiano e spagnolo Elsa Bragato e verrà voltato per Furlan di Eduard Baschere e Noemi Salvà, che fanno i corsi di Furlan dal Fogolar Furlan Buenos Aires. E anche per usgnota le dudnio, vi al torne domani sera, sempre alle snuv, mancul vign. Buone serate e mandi.